i bilanci, i finanziamenti tutti siano più mirati e più funzionali a una reale soluzione di problemi. È quello che si aspetta uno dei volti più noti tra i dirigenti scolastici della Marca per l'autonomia del Veneto anche per l'istruzione alle scuole. Antonio Chiarparin, responsabile tra l'altro delle storiche medie Stefanini, vede positivamente il percorso verso una maggiore autonomia dell'istruzione veneta. Con tutte le cose nuove io mi aspetto un miglioramento generale della situazione, altrimenti perché cambiare? Che cosa si aspetta ad esempio per quanto riguarda l'organico? Ma come dirigente mi aspetto professionalità e preparazione da qualunque parte avvengano, però sicurezza della loro permanenza in loco. Perché in questo momento, arrivando da Roma, le nomine cosa succede? Che tra la nomina provvisoria, quella definitiva, i ricorsi e tutto, si corre il rischio di cambiare più di un insegnante, non si ha mai la certezza di arrivare a fine anno con uno se non a anno scolastico inoltrato. Se dovesse incontrare Zaia, cosa gli chiederebbe proprio in relazione a queste competenze? Di ascoltare molto chi lavora sotto.